Ciao a tutti amici di Matto Scacco, ben ritrovati, vediamo subito una nuova partita giocata recentemente al torneo internazionale di El Llobregat vicino Barcellona, un torneo fortissimo dove ai nastri di partenza ci sono oltre 100 tra grandi maestri internazionali. Con il bianco abbiamo il fortissimo grande maestro ucraino dall'alto dei suoi 2600 punti Sergei Fedorchuk e con il nero il giovane maestro internazionale norvegese e Thor Fredrik Kasen. La partita inizia così, E4C5, quindi a questo punto direi che chiaramente siamo verso una delle linee principali dell'apertura siciliana e dove ancora non siamo in grado di capire che nome dare all'apertura, perché potrebbe essere apertura siciliana, variante Najdorf, variante Pelikan, variante Svesnikov e così via. Dopo le prime 5 mosse solitamente siamo già in grado di poter dare un nome. Il cavallo in F6, ricordate che il nero lo gioca per dare un attacco al pedone centrale, quindi di conseguenza obbligare questa difesa con il cavallo in C3. A6 per il nero e qui già ci indirizziamo verso un'apertura un po' più specifica, quindi apertura siciliana, variante Najdorf. Il bianco gioca con alfiere 3, c'è da dire comunque come premessa che il giocatore con il bianco è un giocatore molto creativo, molto tattico, molto dinamico. In altre occasioni ho proposto delle sue partite commentate proprio per il suo stile che spesso ha catturato la mia attenzione. Alfiere 3, E5, mossa molto interessante, e dopo cavallo B3 il bianco si ritrova con due cavalli pronti a proteggere il proprio re dopo arrocco lungo. Cosa potrei consigliare? Solitamente quando si gioca contro due cavalli che si trovano l'uno vicino accanto all'altro in apertura ma anche in medio gioco, il modo migliore di approcciarli, il modo migliore di gestirli è cercare di attaccarli con i pedoni, perché come vedete se nero riuscisse a portare un pedone in A5, poi in A4, attacca il cavallo, si sposta, forse A3 guadagna spazio e quindi poi il resto della partita sarebbe una situazione, cioè si creerebbe una situazione dove il nero magari riuscirà a conquistare leggermente più spazio. Alfiere 7 giocata, siamo ancora all'inizio, in piena preparazione teorica di entrambi. Alfiere 2, alfiere 6 e a questo punto donna di 2, diciamo, svelano le carte, perché donna di 2 prepara senz'altro rocco lungo. Il nero non si tira indietro, il nero è un giovane maestro internazionale norvegese, dopo rocco corto affronta la rocco lunga dell'avversario e quindi quei famosi arrocchi contrapposti. Cosa si fa in questi casi? Solitamente il giocatore che per primo riesce a portare i propri pedoni in avanti contro l'arrocco è colui che riesce a prendere quell'iniziativa che poi pian piano durante il corso della partita si potrebbe trasformare in qualcosa in più. Quindi cavallo C6 per il nero, cavallo C6, chiaramente il nero prepara queste spinte di pedoni per conquistare spazio, ma l'idea che è molto bella, che vedremo tra un po', è stata anche un'altra. In questo caso, in questo momento, il bianco decise di spostare il proprio RB1. Quando arrocchiamo lungo, una mossa come RB1 tornerà sempre utile per dare uno sguardo alla difesa. A5, così come preannunciavo molto prima, e ora bisogna fare attenzione perché il piano del bianco è chiaramente quello di portare i pedoni in avanti. Propongo una mossa, quindi in caso di F3, il nero potrebbe giocare A4, tempo sul cavallo in B3 che dovrà andare via, e quando il cavallo va via chiaramente A3 è un'altra mossa spiacevole da ricevere. Qual è l'idea? L'idea prendere spazio sul lato di donna e chiaramente pedone per A3 è da escludere, perché in caso di pedone per A3, torre per A3 è l'attacco del nero veramente facile. Raddoppiare prima il controllo sulla colonna portando la donna, poi arriva la torre, a quel punto tutti i pezzi del nero sono ben coordinati per attaccare. E allora bisognerebbe giocare B3. Il problema di B3, che col senno di poi magari alla lunga ancora non lo sappiamo, è quel pedone del nero in A3 sarà così fastidioso che potrebbe creare il famoso tema del matto del corridoio. Quindi A3 potrebbe essere l'idea del nero qualora si attacchi il cavallo. Ci sono anche altre sequenze, altre idee da considerare, perché magari questa 3 è forte per il nero, ma è vero che si può anche posticipare. La partita continua, quindi per cercare di anticipare questa manovra molto forte e fastidiosa del nero, il bianco stesso decide di anticipare il tutto, giocare a 3, mossa difensiva, e chiaramente fermare questo pedone nero in A4. A4 giocata in partita, il cavallo si sposta in C1,
dunque torre A5. Giocatore molto creativo il norvegese, perché come vedete le torri tutti sappiamo che sono molto forti lungo le colonne, ed effettivamente una mossa come torre C8 sembrava molto più naturale. Lungo le traverse, soprattutto quando sono traverse centrali, a volte non sono così forti, a volte diciamo questa torre stona un po' con la coordinazione con gli altri pezzi. La torre in A5 sostiene invece la spinta del pedone D. In tutte le aperture, tutte le varianti della siciliana hanno in comune questo, il nero dall'inizio alla fine, comunque durante l'apertura e il medio gioco, cercherà sempre di coordinare i suoi pezzi affinché riuscirà a spingere il pedone in D5. Alfiere F3 giocata, quindi impediamo immediatamente D5 con una mossa di alfiere, e cavallo D7 per il nero. Qual è l'idea? Magari questo cavallo si potrebbe riciclare in C5, oppure un'altra idea che vedremo tra poco, l'idea di mettere un alfiere in F6 per sostenere un fortissimo cavallo nero, saltare l'in D4. Cavallo D5 per il bianco, cambio, e a questo punto il pedone in D5 blocca un po' tutto. Cosa potrebbe fare il nero? Questo cavallo in C6 dovrà senz'altro andare via. Si sposta in D4 e la mossa è molto strana, perché qui è chiaro che una mossa come alfiere per D4 significherebbe raggiungere questa posizione dove il bianco ha un controllo spiacevole, per non dire pessimo, delle case nere. Una mossa naturale come alfiere F6 darebbe un'ottima iniziativa al nero. La donna è sotto attacco, che dovrà spostarsi, magari si sposta lì in D2, e dopo torre B5, donna B6 e il nero è soddisfatto del pedone sacrificato. In partita è andata così. Il bianco sì che è catturato in D4, però vuole, o meglio, ha cercato di catturare il pedone centrale con una manovra di cavallo. Cavallo salta in E2, pedone che salta a sua volta in D3, quindi va in D3, cercando di adescare la donna, da escludere una mossa del genere, perché come vedete è vero che questi pedoni sono forti, sono sulla colonna centrale, però hanno creato delle debolezze. Questa casa B3 è una casa debole, è un cavallo che salta l'in C5, alla successiva occuperà una casa B3 in modo abbastanza forte. Quindi dopo D3 del nero, donna per D3, alfiere F6, miglioramento dell'alfiere di case scure, cavallo D4, cavallo E5 all'attacco, e a questo punto torre C5. Cosa fare da bianco? È chiaro che il nero si sta organizzando, potremmo arrivare a donna C7, torre C8, la partita è ancora non molto definita, il bianco è stato molto coraggioso nell'accettare quel pedone, ma adesso deve dimostrare che effettivamente si poteva catturare. Arriva un cambio sull'alfiere in F3, il cavallo bianco rientra indietro, questo alfiere fantastico lungo la diagonale maggiore di case scure, e dunque arriva donna 8. Donna 8 lascia la strada libera alla torre nera, che si sposterà in C8. Coordinazione con la torre C, come vedete qui da freccia rossa è evidente qual è la sua intenzione. Cavallo torna in D2, manovra abbastanza tipica. La sua idea è cercare di semplificare la posizione. Cavallo E4 restituisce il pedone C2, il nero è contento, lo cattura, quindi parità di materiale, però in realtà resterà comunque in una posizione inferiore, perché il cambio in F6 con scacco altera la sua difesa e la sua struttura pedonale. Donna per T6 chiaramente aiuta ulteriormente il bianco, questi pedoni sono brutti, il re è abbastanza scoperto, la donna potrebbe ripiegare tranquillamente in G3 e da lì creare ulteriori minacce. Donna 7 per il nero, torre F1, donna 5, e dopo torre D3 le minacce sono ovvie. Adesso, dopo l'iniziativa che si stava creando con la regina bianca, arriverà tra poco anche la torre, che è chiaramente lì di fronte all'avversario minaccia un possibile matto in 2. Immaginiamo che la mossa del nero sia questa qui, e il matto in 2 è semplicemente torre G3, lì di fronte all'avversario, il re è costretto a spostarsi lì all'angolo, e dopo che si sposta all'angolo la cattura in F6 genera lo scacco matto immediato. Tornando dunque alla partita, nel bianco minaccia matto, il nero ha una posizione persa e consapevole, decide di giocare il tutto per tutto. Torre per B2 scacco, re cattura, donna B5 scacco, donna B4 mossa forte, ci difendiamo dalla minaccia di matto, ma in realtà
stiamo minacciando questo scacco per poi catturare la torre. In questa posizione il giocatore norvegese decise dunque di arrendersi. Rivediamo insieme la partita, che è andata appunto così: e4 c5, variante Najdorf della siciliana, quindi cavallo f6, attacco del pedone centrale, cavallo c3 obbligata, dopo a6 siamo verso linee abbastanza comuni e teoriche. Dopo donna d2 il nero già può intuire quali sono le intenzioni del bianco, che non si tira indietro a rocchi contrapposti per entrambi, quindi cavallo c6, re b1. Quando roccate lungo ricordate questa mossa silenziosa re b1 è una mossa che aiuterà parecchio la vostra difesa. a5, a3 e dopo a4 si sposta il cavallo in una posizione più sicura. Da c1 non l'ho detto prima, però a volte esistono dei blocchi in cui si sposta lateralmente in a2 controllando la casa b4. Torre a5 per il nero, l'idea tematica, la spinta in d5 che viene neutralizzata dal fiere f3 bianca. Cavallo d7, cavallo d5 e adesso c'è un punto di non ritorno. La mossa del giocatore norvegese, la mossa del nero, è stata una mossa notevole perché non si è tirato indietro, sacrificio di pedone centrale per cercare di aprire le case nere. Il pedone in d4 non era stato catturato con la donna, viene sacrificato in d3 e a questo punto si è andati verso questa posizione. Torre in c5, donna b4, argina è il controgioco, l'attacco del nero, e a questo punto la posizione raggiunta è la seguente. Il cavallo in d2 manovra per saltare in e4. In realtà dopo che il cavallo salta in e4 la posizione è totalmente sotto controllo per il bianco. Donna per d6 con notevoli minacce di matto, e a questo punto dopo torre d3 non resta altro che cercare di creare l'ultima, scagliare l'ultima freccia dell'arco, torre per b2, ma dopo la cattura si accorge che donna b4 tiene tutto sotto controllo. Spero che questa partita vi sia piaciuta, come sempre vi invito a seguire i social di Matto Scacco e appuntamento alla prossima. E ora, per continuare, che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!